Buonasera a tutti ragazzi, tra diciamo stasera e domani ci sarà una nuova perturbazione, quindi anche se in effetti partirà da questa sera, però tra domani sera e giovedì ci sarà un arrivo di aria fredda di estrazione polare, diciamo sospinta anche da correnti settentrionali, quindi diciamo a nord ci saranno veramente nevicate anche consistenti, quindi diciamo che sul nord, in effetti, quindi sul ciao Nicolas, sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, un po' su Reggio Emilia, quindi un po' su tutto il nord. In effetti vedo, diciamo, dalle immagini che in Val d'Aosta, ad esempio, ciao Alessandro, ci saranno, la neve potrà esserci dai 3 ai 600 metri, quindi anche a bassa quota. Lo stesso discorso vale per il Piemonte, dai 400 ai 700 metri, quindi si parla di neve fresca, ragazzi. Ciao Jasmine. In Lombardia la stessa cosa, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Allora, in Friuli Venezia Giulia c'è pioggia, mista a neve. Poi in Trentino Alto Adige qui si abbassa di molto. Ciao Avvocatella, ciao Alessandro, si abbassa di molto. In effetti in Trentino, sì, sì, dai 200-400 metri d'altezza c'è sta la neve. Poi in Lombardia lo stesso. Poi ci sarà a Reggio Emilia, quindi tra Reggio Emilia e Toscana, quindi sull'Appennino tosco-emiliano. Poi al sud, come al solito, ragazzi, ci sarà sempre soleggiato, però con temperature, diciamo, abbastanza più basse. No, Nicolas, io adesso ho proprio davanti, diciamo, il quadro. In effetti a nord porta tutta neve, tranne in Friuli Venezia Giulia dove mi porta pioggia. Però già vicino in Trentino e in Veneto mi porta neve. Quindi poi in Liguria mi porta la pioggia, mentre in Toscana, anzi no, in Reggio Emilia e Toscana porta la... Ah, sì, sì, quello delle barbuole, sì, sì. Sì, Alessà, sicuramente, sì, diciamo che in Val Padana ci sarà addirittura, parlano di 300-600 metri, in Piemonte e Lombardia 200-400 metri sui fondovalli alpini orientali, in calo addirittura, ciao Avvocatella, sì, diciamo su 100-200 metri la notte sull'Appennino emiliano, come avevo detto io, quindi poi ci sarà pioggia a tratti mista a neve, quindi su pianure lombarde ed emiliane. Quindi giovedì il fronte scivolerà ancora peggio, quindi ci sarà la neve in Lombardia, Emilia e Veneto. Mo te lo dico subito, non ti preoccupare, Francesco. Quindi diciamo che ci sarà un peggioramento al centro-sud, però sempre sull'Appennino centrale, quindi qualche pioggia sulla Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Invece al sud, quindi Campania, Lazio, il tempo sarà stabile, un po' freddino, però stabile. Quindi diciamo ci aspetta tra mercoledì sera e giovedì mattina questo fronte freddo in arrivo, ma già da stasera la temperatura è in crollo, quindi diciamo da stasera fino a giovedì, venerdì ci sarà la neve al nord, quindi anche a basse quote, quindi le solite regioni, ragazzi, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, sì, diciamo tutte queste qua, ragazzi, quindi già in Emilia e Romagna, già dal Lazio a scendere giù, ragazzi, no. Quindi è una cosa strettamente proprio del nord, quindi sarà una settimana dove le temperature scenderanno anche al di sotto dello zero, quindi però ripeto, sempre a nord, ragazzi, non in Lazio, diciamo, le regioni centrali e meridionali no. Sì, penso di sì, a Brescia sì, ma a Bologna è più difficile, quindi credo a Brescia potrà farlo tranquillamente, invece a Bologna no. In effetti, che cosa mi avevi cercato a Palermo? Mi avevi detto il tempo a Palermo, ma te lo dico subito. In effetti, allora a Palermo, diciamo che domani, eccola qui, te l'ho trovato. Precipitazione sparse domani.
Ma guarda, Mister Peppe, ci sarà un po', diciamo, un casino. Diciamo che a Palermo, ragazzi, ci saranno il nuvoloso, guarda, con qualche pioggia, ma nulla di più, quindi niente di che. Ecco, oggi 14 gradi, giovedì 12 gradi, quindi pioggia massimo fino a venerdì. Sabato è nuvoloso e poi domenica soleggiate, quindi in effetti in Sicilia qualche pioggia fino a venerdì. Quindi nulla di che, ragazzi. Però si sapeva che era una cosa strettamente riservata al nord. A Foggia, Foggia sicuramente sarà normale, guarda. Allora, a Foggia mi porta adesso, ad esempio, che piovigina leggero. Domani, in effetti, mi dice che sarà nuvoloso. Negli ultimi 10 giorni porta solo venerdì un po' di precipitazioni e poi sempre nuvoloso e soleggiato. Quindi temperature ottime, quindi 16, minimo 7 gradi, massimo 16 gradi, quindi è tranquillo, ragazzi. Ciao Vittorio, buonasera. Quindi diciamo che il maltempo e il freddo, ragazzi, è solo, come ho detto io, diciamo il nord. Milano, eccolo qua, te lo prendo subito. Allora, Milano, sereno, però ci stanno da meno 1 a 14 gradi. Domani 1, 7 gradi, dopodomani 1, 6 gradi. Poi venerdì ci potrà essere la neve, come ho detto io, perché ho detto giovedì, mercoledì e giovedì. Quindi venerdì 13 dicembre porta il 70% rovesci nevosi. Poi sabato e domenica sempre nuvoloso, però le temperature sono bassissime, quindi venerdì da 1 a 4 gradi, quindi farà la neve sicuramente. Qua si parla di Milano proprio, figurati più sopra poi. Quindi diciamo dai 4 agli 8 gradi, questa è la temperatura, ragazzi. Ciao Giorgenius. Poi, come ho detto io, Friuli Venezia Giulia comunque è così, ragazzi. In Friuli, ad esempio, stanno già a 6 gradi oggi. Quindi vediamo 10 giorni. Venerdì 13 porta pioggia e neve, quindi anche qui viene confermata la bassa temperatura. Quindi oggi stavano da meno 3 a 12 gradi, domani da meno 2 a 7 gradi. Non lo so, Alessandro, ti dico la verità, mo vediamo. Quindi venerdì pure in Friuli Venezia Giulia porta pioggia e neve, come ho detto io. Quindi Udine, vediamo. A finale sarà come hanno detto loro, Meteo Udine, vediamo cosa ci dice. Allora, Udine oggi stanno a 7 gradi, quindi vediamo le prossime previsioni. Allora, oggi da meno 3 a 13 gradi, adesso stanno a 7. Domani da meno 2 a 7 gradi, giovedì è nuvoloso, venerdì ci sta scritto pioggia congelatesi, quindi diciamo può fare una pioggia gelata, difatti porta da meno 1 a 5 gradi, sabato porta da 1 a 8 gradi, poi diciamo sabato e domenica porta soleggiato però temperature sempre basse. Allora, in Sardegna vediamo cosa ci dice. Vabbè, qua sicuramente sarà molto più caldo, quindi vediamo la tendenza che ci sarà. Allora, sì, allora, sereno oggi, domani soleggiato, parzialmente nuvoloso giovedì, venerdì pioverà, quindi al 90%, quindi allora, venerdì e sabato pioggia porta, però le temperature sono molto alte, quindi dagli 11 ai 16 gradi, quindi qui diciamo sì, sì, diciamo che venerdì e sabato in Sardegna porta pioggia, però venerdì di solito perché qua sta scritto 90%, poi già sabato ci può sta precipitazione sparse. No, mister, sai perché? È impossibile sapere con un mese, qua già 3-4 giorni è difficile dirlo, quindi in effetti 3-4 giorni è attendibile, ma dire gennaio e febbraio che farà è impossibile anche perché
diciamo, andare a leggere, no? Ma non credo, guarda, andare a leggere adesso per gennaio sarebbe da pazzi, quindi non lo faccio proprio perché a Lecce no, è normale, non ti preoccupare. Allora, oggi stanno rovesci all'80%, domani lo stesso, giovedì nuvoloso, venerdì rovesci, ma la temperatura è alta, quindi si parla dai 10 ai 15 gradi, quindi 8, 15 gradi, quindi sono temperature tutte alte, solo a nord è così. No, Samuel, è inutile che vado a vedere, posso pure vedere, però sai che cos'è? Col tempo poi passano e cambiano. Allora, a nord ragazzi sicuramente. Pure io Alessandro, ancora non lo so la verità, ti dico, oggi ho fatto scarole e fagioli, ti dico la verità. Stasera non lo so, la verità. Oggi ho fatto un bel piatto bello caldo caldo di scarole e fagioli, però stasera la verità non lo so ancora. Ma vediamo, qualcosa inventeremo. Quindi diciamo che anche qui ragazzi il tempo è un po' scemo, come dico io. Esce sole, piove, fa freddo, poi fa caldo, non si capisce niente manco qua. Quindi al finale il tempo è tutto scioccato pure lui. Quindi diciamo mentre fa freddo ci sta il vento, mentre ci sta il vento ci sta il sole. Qua a Salerno, vero? Stiamo proprio nel... Perché ho detto scarole e fagioli, capì? Allora ho detto "Shh, ci viene fame poi Alessandro, capì? No, stasera non lo so, ragazzi. Te trattate, Samuele, trofie, cacio e pepe. Quelli sono belli bucatini, cacio e pepe. Bella grattata, bella... Cioè, sì. E da parecchio proprio che non lo faccio. Però stasera qualche cosa di seconda alla fine, qualcosa di veloce, quindi un po' di carne, non lo so, mo vediamo, qualcosa dobbiamo inventare. Non lo so, la pasta no perché è troppo pesante di sera, quindi no. Qualche cosa di... qualche... Trovate traffico, avvocato. Non lo so, ma vediamo, faccio due melenzane, semmai. Faccio due belle melenzane col pomodoro. Così ci metto un bel panino vicino. Massaggio a livello. Sì, ma pure qua, guarda, che dà, pure qui fa freddo, poi fa caldo, non si capisce niente. Allora, la mattina si sta bene. Mo' invece già la temperatura si è abbassata. Quindi diciamo che è tutto strano sto tempo. Ma guarda, Eugenio, cosa al finale quello, come ti ho detto io, no? Se fai una previsione di gennaio, no? Puoi anche farla mo', però poi al finale cambiano le correnti, tutto, quindi si sbaglia. Ma guarda, l'ho pensato pure io, Alessandro, una bella pizza, la verità. Una bella pizza salsiccia e friarielle. Ciao, Jasmine. Quindi una bella pizza salsiccia e broccoli. Ah, lo sai, poi dipende da tu come lo vuoi fare, capì? Poi il problema è quello, tu puoi fare, che ne so, le fai ripiene con la carne macinata, le puoi svuotare, le tagli e due a metà, le svuoti tutte e due, poi con quel composto le friggi con il trito, carne macinata, poi le riempi e le metti nel forno con un strato di mozzarella, quindi si possono fare in tante maniere, poi dipende uno da come le vuole fare, capì? Oppure puoi fare, che ne so, un misto, fai peperoni, patate, diciamo melenzane, quindi diciamo fai un bel soffritto, quindi puoi fare, diciamo, la ciambotte, come noi la chiamiamo ciambotte, in effetti la ciambotte sarebbe il fritto di melenzane. Beh, ma guarda, Samuele, è un po' mista la situazione, c'è chi dice un gennaio caldo, chi un gennaio freddo, stanno ancora decidendo, sì, loro. Quindi diciamo che la ciambotta, ragazzi, come la chiamiamo noi qua, ma, ma non si può dare in Umbria, penso di sì, può essere. La ciabatta, ragazzi, in effetti sarebbero patate fritte, melenzane fritte e peperoni fritte. Quindi poi le unisci e fai questa ciabatta. In effetti noi così la chiamiamo qua a sud. Ciao, Masterno. Oppure che ne so, tu puoi pigliare pure le melanzane, le fai diciamo rotonde, poi al centro ci metti un po' di mozzarella, le infarini,
Allora, le metti prima nella farina, poi le metti nell'uovo e poi le metti nel pane grattugiato. Poi due sole soluzioni, o le fai fritte, sì, meglio e meno così, sì, ma stai. Oppure le metti a forno, quindi poi dipende da te come le vuoi fare. Ricette fritte vengono meglio, però San Severo. Quindi dipende sempre da come le vuoi fare, quindi questo è il problema. Se vuoi fare leggere oppure no. Certo, quella là fritta è più buona, per l'amor di Dio, però quella là a forno fa meno male. Maggi e patatine. Allora, a San Severo a Foggia oggi 100% rovesci, quindi starà piovendo. Poi tutta la settimana è parzialmente nuvoloso, quindi fino a mercoledì 18 puoi stare tranquillo, temperature ottime, quindi 8-16 gradi, parzialmente nuvoloso, solo venerdì un po' di pioggia, quindi puoi stare tranquillo che a San Severo a Foggia massimo qualche pioggia venerdì 13, quindi tutta poi fino a mercoledì 18 porta parzialmente nuvoloso, le temperature sono ottime dai 9 ai 16 gradi, quindi diciamo che a sud si sta sempre meglio. Quindi diciamo, non lo so, ma ste, Alessà, qualche cosa farò, non lo so. Ma vediamo, anche se con la pizza farei subito, quindi una bella pizza salsiccia e friariello. Però mo vediamo. Sono tentato da fare una cosa. Venerdì 13, fammi paura, cioè, ma vedi Alessà. Venerdì 13. Aosta, allora Aosta, ma vediamo che ci dice. Allora, meteo, Aosta. Allora, vediamo che le previsioni più o meno. Allora, oggi sereno da meno 1 a 7 gradi. Domani pioggia e neve, quindi domani meno 2, 7 gradi. Questo è Aosta, eh. Ciao Diego. Giovedì soleggiato, però fa freddo, quindi meno 4, massimo 1 grado. Qua fa proprio freddo qua. Tutto bene, Diego. Venerdì 100% neve, quindi 1 grado e 2 gradi. Sabato pioggia e domenica soleggiato. Quindi diciamo che le temperature qua stanno proprio a meno, quindi partono più o meno dai 3 gradi ai meno, quindi qua fa freddo davvero, meno 1, massimo 7, meno 2, massimo 7. Qua stiamo parlando di Aosta, ragazzi, eh. Quindi pure qua venerdì 13 porta la neve. I mercatini di Natale, sì, sì. Mo' c'è un mio compagno, voglio vedere lui sta a Varese che sta facendo i mercatini, dice che fa freddo, voglio vedere che tempo fa, meteo Varese. Sta facendo i mercatini a Varese, proprio nella piazza centrale, voglio vedere che tempo fa lì. Secondo me pure se la sta vedendo nera perché vedo meno 1, 8 gradi, meno 1, 6 gradi, ha ragione allora. Quindi diceva che faceva freddo e difatti lo fa. E allora, Milano. Milano sicuro fa freddo, Samuele, fino a... Sicuramente. Non ha mai fatto caldo lì, difatti. Oggi porta da meno 1 al massimo per arrivare a meno 14. Viso in bianco, avvocato sta in ospedale. 1 grado 7 gradi domani, poi giovedì 1 grado 6 gradi, nuvoloso. Poi venerdì 13 pure qua, ragazzi. Venerdì 13 è proprio maledetto da tutte le parti, ragazzi. Quindi rovesci nevosi. Quindi in tutto il nord, venerdì 13, ragazzi, farà la neve. Perché tutte le città che ho visto, diciamo, le città, le regioni del nord, venerdì 13 porta neve. Quindi, secondo me, tutto il nord farà la neve. Allora, Villa San Giovanni. E vabbè, ci vuole un po' di goulash, facciamo un po' di goulash, Villa San Giovanni. Ci dice adesso un po' di goulash, però a nord perché giustamente fa freddo. Avvocato, stai male che parli di riso bianco? Non ti senti bene?
Allora, a Villa San Giovanni, oggi pioggia al 90%, però fa caldo. Domani la stessa cosa, pioggia, però porta al 40%. Allora, fino a sabato a Villa San Giovanni, ragazzi, porta pioggia. Quindi dai 70-80%, tranne domani che porta il 40%. Poi da domenica 15 è sempre parzialmente nuvoloso, soleggiato. Quindi diciamo che da oggi fino a sabato pioverà in effetti. Quindi sarà maltempo. Questo a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Quindi diciamo che piove. Poi fino a giovedì 19 sarà parzialmente nuvoloso, soleggiato, però le temperature, ragazzi, qua sono altissime. Pensate, 13 gradi Diego, massimo 18, quindi da te non dico che si starà mezze maniche, ma più o meno 18 gradi la massima, quindi a Milano, a nord, stanno 4-5 gradi la massima. Vedi che differenza ci sta, eh? Cioè, se vai in Friuli Venezia Giulia ci sta massimo 7 gradi. Qua ce ne stanno 18. Cioè, ti rendi conto che abisso ci sta tra nord e sud. Invece a Vocatella goulash, brodo, zuppa. Invece qua a Villa San Giovanni mezze maniche a mare. Perciò l'Italia è strana, eh? Bah. Però ragazzi, 18 gradi sono tantissimi di questo periodo, poi stiamo a dicembre, oh. Non è che stiamo parlando, diciamo, dice vabbè, ma quello stiamo a ottobre, ci può pure stare. Qua stiamo a dicembre e a Villa San Giovanni, ragazzi, si parla di 18 gradi. Sì, sì, qua porta, porta neve, sì, poi si deve vedere comunque. Per a finale sta ondata, diciamo, di neve da domani sera fino a venerdì ci sta, poi si deve vedere dove la farà. Sì, sì, sta a 18 gradi qua a Reggio Calabria, quindi a Villa San Giovanni le minime stanno a 13. Lo so, Diego, però c'è una cosa, ti immagini in Friuli Venezia Giulia, meno 2, meno 7 gradi? Cioè, se scendi ti congedi, qua perlomeno piove solo, quindi diciamo che si può pure fare. Anche perché noi non siamo abituati, quindi ti immagini se a Reggio Calabria fa 3-4 gradi. Non è per noi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo, voglio vedere che devo fare da mangiare perché io dopo di che mi mangio. Sì, sì, a Torino lo so, a Torino ero di casa, quindi lì fa freddo pesante, sono stato a Piazza Solferino, Piazza Castello. No, qua no ragazzi, qua le temperature più o meno di sera a Salerno 7-8 gradi, questo è, ma non di meno. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, facciamo un'altra diretta. Voglio vedere che devo inguacciare, diciamo, che devo mangiare per più tardi e vedremo che mi fa qua. Male che va ragazzi, mi chiamo una pizza e faccio prima proprio. Ma non lo so, o mi faccio le melenzane o mi faccio la pizza. Mo devo vedere. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, dai, ciao Avvocatella, ciao Alessandro, ciao a tutti, ciao Samuele, ci sentiamo più tardi ragazzi, un saluto a tutti.